Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Prosegue in Sicilia la protesta degli agricoltori, in corteo oltre 200 trattori nella zona della Val di Taino, in sit-in contro le politiche comunitarie, l'utilizzo della farina di grillo e della carne sintetica che rischiano di affossare le aziende dell'isola. Solo un incontro, ma nessun accordo segreto con Lombardo su sanità ed elezioni europee. Cuffaro smentisce le indiscrezioni circolate. I 5 Stelle intanto annunciano la corsa in solitaria per Bruxelles. Tra visione e realtà ha presentato a Messina il progetto della metropolitana del mare. Per il suggestivo sistema di mobilità si punterà a fondi comunitari. Sosta selvaggia e vigili distratti. A Siracusa impera il caos. I cittadini invocano maggiori controlli e multe per le auto in doppia fila. Catania aspetta la festa di Sant'Agata. Domenica in Piazza Duomo tra cittadini, turisti, il transito delle candelore e le note del concerto nel Salone del Municipio, aperto al pubblico. Calcio, il Catania tenta il rilancio al Massimino. Alle 20:45 i rossazzurri ospitano il Monopoli. Pareggio 2-2 ieri sera del Messina nello scontro salvezza Torre del Greco contro la Turris. Pari del Palermo contro il Catanzaro e conferma del quinto posto in classifica. Rosanero proiettati alla prossima partita di campionato venerdì contro il Bari. Buona domenica, agricoltori sul piede di guerra. Un presidio di oltre 200 trattori si è ritrovato nella Valle di Taino nell'Ennese. I manifestanti puntano il dito contro Bruxelles, contro le politiche comunitarie. Sono tanti i motivi della protesta, ma sentiamo tutto nel servizio di Tonino De Mana. Che mi devono dire loro a me quando devo vendere il grano? Ma chi sono? Io ho 200 ettari di terreni e guadagno molto meno di un operaio. Manifestano a gran voce contro le politiche comunitarie che starebbero uccidendo l'agricoltura. Si allarga il fronte della protesta con presidi in tutta la Sicilia e blocchi stradali in tutta Italia, da Pescara ad Orte sulla 1 fino a Porto Marghera, fino a varcare anche i confini nazionali ed arrivare in Francia e Germania. La Sicilia alza la voce e proprio dal cuore dell'isola, esattamente nella Val di Taino, si sono radunati oltre 200 trattori per celebrare anche il funerale dell'agricoltura. Senza agricoltori non si mangia, state calpestando i nostri sacrifici, allevatori e agricoltori in croce, avete rovinato il futuro dei nostri giovani. Slogan improvvisati e tutti contro un unico denominatore, ovvero le politiche comunitarie. E sono uno di quelli in croce perché non possiamo sostenere più le nostre aziende. E manca il foraggio per gli animali e non sappiamo dove comprarlo, che ne mancano i soldi in primis. Noi quando dobbiamo smerciare la carne ce la pagano pochissimo, non ce la pagano nulla, la dobbiamo dare gratis. Qual è il primo passo per uscire da questa crisi? Il gasolio che è troppo caro, dovrebbe avere almeno qualche riduzione, la carne sintetica, il latte sintetico dovrebbero levarlo, secondo me, perché quello che facciamo noi è 1000 volte meglio. Variegati i motivi della protesta contro Bruxelles, dal costo delle materie prime al no alla carne sintetica, allo spettro della farina di grillo e ad un altro nemico, ovvero il fotovoltaico, con interessi che ruotano attorno a quest'asset. Fronte caldo anche a Castelvetrano. Si fa una politica per indurre gli agricoltori a lasciare la terra incolte, si fa una politica per indurre gli agricoltori al fotovoltaico. Si fa una politica di non valorizzare i nostri prodotti e il nostro Made in Italy e ce ne accorgiamo con le politiche anche che fa l'Europa, che sono deleterie per il reparto degli agricoltori. Gli allevatori siciliani si dicono pronti a marciare su Roma per protestare sotto i palazzi di potere, mentre il ministro dell'agricoltura Lollobrigida in un lungo post su Facebook si è schierato dalla parte degli agricoltori senza se e senza ma. Incidente stradale la notte scorsa in via alla Falconara a Palermo. Una ragazza di 23 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale civico in codice rosso. L'automobilista è rimasta incastrata nella sua auto nella strada alla periferia di Palermo che porta a Baida e per essere liberata dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Alla politica non c'è nessun accordo segreto fra Cuffaro e Lombardo. I due ex presidenti della regione si sono incontrati, hanno parlato di politica, ma proprio Cuffaro ha smentito eventuali accordi su sanità ed elezioni europee. Ma sentiamo tutto nel servizio di Maglio Viola.
Un patto segreto in vista delle nomine dei manager della sanità siciliana che dovranno arrivare questa settimana e per le candidature alle elezioni europee. Gli ex presidenti della regione, Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, si incontrano privatamente e subito le voci parlano di accordi segreti e quasi inconfessabili. Ad alimentarle la situazione politica dei due leader. Da una parte le tensioni in Casa Lega dopo l'accordo di collaborazione con MPA, tensioni sempre smentite ma delle quali si parla in continuazione. Dall'altro lato un Totò Cuffaro che paventa l'isolamento del suo partito dentro la coalizione, tanto da indurre il presidente Schifani a lanciare un monito agli alleati, facendosi garante dell'equilibrio proprio del centrodestra. Ma le voci sono destinate a restare tali. E Cuffaro a smentire subito tutto. Un incontro c'è stato, dice sì, ma si è parlato di politica e non di sanità o europee o di accordi. Di vero c'è, dice ancora Cuffaro, che gli ho portato il mio vino rosso intestato a Euno, il ribelle siciliano. E mentre le voci di accordi vengono smentite, a sinistra i 5 Stelle annunciano che di accordi invece non ne faranno con nessuno. Il Movimento 5 Stelle per le elezioni europee darà, come ha sempre fatto, spazio ai propri iscritti e a personalità importanti della società civile. Non ci sarà nessun accordo politico con nessuna forza politica. Per parte sua Forza Italia conferma la discesa in campo dei big regionali alle europee e fra questi l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio. E per la sanità siciliana in crisi non serve la politica, servono competenze ed una nuova riforma per affrontare la crisi del sistema. Ne è convinto il magistrato ed ex assessore alla sanità della regione Massimo Russo, autore della riforma del 2008 che lui stesso oggi considera decisamente superata. Il servizio. La sanità siciliana è in crisi, mancano i medici, chiudono reparti per carenza di professionalità, cresce lo scontro fra pazienti e sistema sanitario e con esso crescono le aggressioni nei pronto soccorso, ma nessuno si occupa della vera crisi del sistema che è senza guida, ASP e ospedali in particolare, ormai da 6 mesi. I manager nominati commissari operano in regime di ordinaria amministrazione e sono anche stati diffidati dalla regione dall'assumere iniziative che non siano strettamente di ordinaria amministrazione. Mentre si attende la nomina dei nuovi manager che dovrebbe arrivare proprio nel corso della prossima settimana, piovono una serie di ricorsi all'elenco stilato dalla commissione regionale che ha indicato la rosa di nomi degli eventi titoli dalla quale i manager dovranno essere scelti. Un sistema dunque che rischia di impantanarsi ulteriormente per colpa di una politica dalle grandi ingerenze e di un sistema che ha bisogno di una nuova riforma. Così la pensa anche l'ex assessore alla sanità, magistrato e autore della riforma del 2008 Massimo Russo, ospite della trasmissione Il Punto. Il sistema sanitario è un sistema delicatissimo che postula un'organizzazione tecnica e la politica deve stare lontana dal merito delle questioni, ci deve entrare attraverso le persone competenti e assistere al balletto impietoso della nomina dei direttori, così come stiamo facendo in questi giorni, è veramente triste. Ma la politica vuole il suo spazio e il governo del sistema sanitario, la maggiore centrale di spesa esistente in Sicilia e non soltanto, difficilmente potrà sfuggire alle logiche del manuale Cencelli. I carabinieri di Acireale, siamo nel Catanese, hanno scoperto ad Aci Sant'Antonio, nell'area vicina al cimitero, un terreno di 800 metri quadri che, pur essendo registrato come vigneto, era invece una vera e propria discarica abusiva di autovetture. Sul terreno vi erano disseminati rifiuti in plastica e ferro e sversate senza autorizzazione acque reflue di rifiuti industriali. Abusivi anche un capannone in cui era stata allestita un'officina, una villetta e una tettoia costruiti nell'area che è stata sequestrata. I due proprietari, marito e moglie, sono stati denunciati. A Messina c'è allo studio un sistema di mobilità che per molti appare visionario, quello della metropolitana del mare. Il progetto di fattibilità è comunque stato presentato. Sentiamo. Messina studia nuovi sistemi di mobilità e come non prendere in considerazione quella strada che c'è sotto gli occhi di tutti, il mare. Una ipotesi, quella della metropolitana del mare, che sembra visionaria ma che potrebbe diventare realtà. Intanto il progetto di fattibilità tecnico-economico c'è ed è stato presentato anche ai consiglieri comunali. A prevederlo il piano urbano della mobilità sostenibile, mezzi veloci con capienza media di 200 posti, 5 fermate per collegare la zona sud a Torrefaro, bypassando tutto il traffico
traffico gommato cittadino. Poter attraversare la città da Tremestieri a Torrefaro in tempi relativamente brevi e soprattutto poterlo utilizzare in alcune parti e componenti del territorio che poi sono quelle più funzionalmente rilevanti, mi riferisco al centro, mi riferisco al trasporto soprattutto per lavoro, per studio, secondo me può diventare una validissima alternativa all'attuale trasporto sia per questioni economiche ma soprattutto per questioni di tempo. Il numero delle stazioni peraltro aiuta a snellire il traffico attualmente su gomma e a non frammentare oltremodo il territorio costiero, perché ovviamente se noi dobbiamo raggiungere una località partendo da Torrefaro anziché da Tremestieri, è chiaro che se frammentiamo oltremodo questi percorsi, anziché starci 20 minuti, mezz'ora, ci sia un'ora e mezza, allora io preferirei prendere la macchina e non abbiamo risolto il problema. Nel progetto c'è anche la possibilità di collegamenti con la sponda Calabra, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Bagnara, ma soprattutto un'integrazione con il progetto del ponte sullo Stretto. 18 milioni di euro necessari per i quali si attende un bando comunitario, mentre per la gestione annuale i costi preventivati sono di circa 1 milione di euro con ricavi di poco superiori. Adesso c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Una rissa scoppiata ieri sera per futili motivi tra una ventina di ragazzi è stata sedata nei pressi del centro commerciale Poseidon a Carini nel Palermitano. Allertati dai commercianti del centro sono arrivati in massa gli agenti di polizia che hanno riportato la calma. È stato identificato uno degli aggressori e portato in commissariato. Andiamo a Siracusa, dove è caos per la sosta selvaggia delle auto. Nelle strade si parcheggia ovunque, i vigili urbani sono pochi, ma a volte, dicono i cittadini, vedono le auto in doppia fila, passano e non le multano. Il servizio è di Francesco Aloi. Dalle secondarie alle principali, sulle strade di Siracusa regna l'anarchia. È quello che pensano in molti. Sosta selvaggia. E i vigili dove sono? Il messaggio che sta passando, che è quello che il poliziotto municipale di turno è menefreghista, in tanti casi non è così e laddove c'è distrazione dobbiamo essere più attenti. Strade larghe che diventano strette per le auto in doppia fila. Accade spesso in diverse zone della città. Gli automobilisti che rispettano le regole chiedono più controlli, ma spesso i vigili passano senza fermarsi e multare. Molte volte non si fermano perché sono distratti. Questi ragazzi che sono distratti vanno fatti rinnamorare della propria professione. In difesa della municipale arriva la UIL. Mancano più di 150 vigili e l'età media è di 60 anni. Aggiunto a tutta una serie di ulteriori servizi che vanno in carico alla municipale, all'estensione del territorio di Siracusa, si capisce bene che se non si affronta in maniera organica e fattiva, cioè con numeri pesanti, questa situazione di organico, i servizi che riusciamo a dare alla città saranno sempre minori e sempre meno efficienti. Multe, 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 le invocano in molti, un'arma per educare a rispettare le regole e, perché no, anche per fare cassa. Così come succede a Milano, così come succede a Praga, a Firenze, a Roma, anche noi adotteremo il sistema di blocco con ganasce. Catania si prepara alla festa di Sant'Agata in centro. Oggi una folla di turisti, cittadini per ammirare le candelore in transito da Piazza Duomo e per visitare Palazzo degli Elefanti aperto al pubblico. È andata per noi Emanuela Corsi. C'è attesa per questa festa di Sant'Agata? Sì, certo. Assolutamente sì, come ogni anno. Ogni anno è un'emozione di tutto, dalle candelore a tutto bello veramente. Fervono i preparativi per Sant'Agata. Nel cuore della città si respira aria di festa con una folla di cittadini e turisti che si riversano per le vie del centro. In Piazza Duomo in tanti ammirano le candelore, scattando foto e girando video con i propri cellulari. Anche
in quest'ultima domenica, prima dei festeggiamenti a Gatini, Palazzo degli Elefanti è stato aperto al pubblico per poter essere visitato liberamente anche con la conduzione dell'Associazione Guide Turistiche di Catania. C'è molta curiosità, ma soprattutto c'è molto apprezzamento, perché tante volte siamo abituati a uno sguardo fugace di quello che abbiamo intorno, ma quando lo comprendiamo e lo capiamo, ovviamente prende un sapore diverso tutto ciò che riscopriamo. All'interno della corte in tanti ammirano le 2 carrozze del Senato che usciranno sabato 3 per l'offerta della cera. Nel salone del municipio invece i tradizionali matinè organizzati dal Comitato Agatino e dal Comune hanno richiamato anche oggi numerosi visitatori. Sul podio il maestro Fabio Raciti, direttore artistico e musicale dell'evento, che ha accompagnato l'orchestra da Camera Catanese, assieme alla partecipazione di alcuni allievi del Liceo Musicale Statale Turrisi Colonna di Catania. Un monumento verrà realizzato a Palermo per ricordare l'uccisione del povero Aaron, il cane dato alle fiamme in centro nel capoluogo. L'iniziativa dedicata ad Aaron, ma anche a tutti gli animali vittime di violenza, è dell'imprenditore salentino Emilio Colaci. Adesso ci fermiamo e in chiusura il calcio. Il calcio alle 20:45 al Massimino, il Catania ospiterà il Monopoli. Lucarelli deve fare i conti con gli strascichi fisici che ha lasciato la trasferta di Coppa, ma contro i pugliesi si gioca la possibilità di agganciare i play-off per poter rilanciare la stagione rossazzurra. Francesco Triolo. Fissare nuovi obiettivi, nuovi traguardi ed i risultati di ieri mettono il Catania nelle condizioni di guardare già alla zona playoff. Ambizione, quindi. Una vittoria contro il Monopoli porterebbe i rossazzurri a pari punti con il Latina, con la partita di Picerno ancora da recuperare, ma è anche il primo di 7 impegni che attendono la squadra di Lucarelli da qui a fine febbraio e che disegneranno la stagione del Catania. Intanto però bisogna costruire mattoncino su mattoncino, come nel vero gioco del Monopoli. L'allenatore livornese tiene alte le motivazioni del suo gruppo, ma non sarà facile. Lucarelli lo sa bene, il Monopoli è una squadra rinnovata, ha cambiato molto sul mercato e servirà rabbia agonistica e una maggiore concretezza rispetto alla partita di Rimini. Sicuramente non sarà una partita semplice, come in questo girone, in questo campionato non ce ne sono mai di semplici e quindi sarà sicuramente una squadra da affrontare con le giuste motivazioni, col giusto spirito di sacrificio, preparandoci anche a dei momenti di sofferenza durante la gara, e dovremo gestirli in maniera matura. Lucarelli e il suo staff devono fare i conti anche con le condizioni fisiche del gruppo. La partita di Rimini ha inevitabilmente lasciato alcune scorie fisiche. Noi sappiamo che arriviamo da un periodo magari fisicamente non facile, dovremo essere veramente chirurgici nello scegliere i giocatori che possono essere nelle condizioni di giocare questa partita ad alta intensità. Il tecnico non dovrebbe modificare assetto tattico, tenendo la difesa a 3 con i 2 nuovi arrivi, Monaco e Contec. Rispetto a Rimini in attacco potrebbe essere Ciancia da affiancare Costantino, con Peralta alle spalle, in mezzo Zammarina e Zanellata al centro, con Castellini e Chiarella sulle corsie. Tra i convocati anche l'ultimo acquisto Veri. Calcio d'inizio fissato alle 20:45 e dalle 20:15 su Telecolor, consueto appuntamento con diretta stadio, 3 ore live con collegamenti allo stadio Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Pareggio 2-2 ieri sera del Messina nello scontro salvezza Torre del Greco contro la Turris. Il servizio è di Sergio Colosi. La qualità del Messina firma un pareggio pesante a Torre del Greco e lancia segnali di continuità dopo i successi con Casertana e Taranto. Rosafio ed Emmausso realizzano i gol del 2-2 contro la Turris del neotecnico Menichini. Ad un primo tempo scialbo caratterizzato dal vantaggio dei campani all'8º, con Nocerino, autore anche del 3-3 dell'andata al Francoscoglio, segue una ripresa vivace soprattutto nella seconda parte. Il primo pareggio al minuto 29 di Rosafio, con un sinistro vincente dell'esterno destro, uomo svolta dal suo arrivo a Messina, con Nino Ragusa confinato in panchina.
La squadra di Modica si difende bene, chiude ogni spazio e nelle ripartenze potrebbe far male se lì davanti prima Plesce e poi Luciani dessero segnali di concretezza. Nel finale accade di tutto, il clamoroso errore di Luciani che colpisce l'esterno del palo e il gol annullato a Dauria per fuorigioco sono il preludio ad altre novità. Al 47esimo sembra materializzarsi la beffa per i giallorossi. Un tentativo di Ialo origina un rimpallo, con deviazioni decisive prima di Manetta e poi di Frisenna, che spiazza Fumagalli. Il Messina non si arrende ed Mausso, dopo tanto fumo, accende la luce con una girata vincente di destro che vale il 2-2 e scatena la reazione dei tifosi di casa. Un lancio di oggetti causa una sospensione di 5 minuti durante il recupero. Sul terreno di gioco arriva di tutto e viene colpito alla testa Jacopo Fumagalli. Mentre per la Turris si profila la squalifica del campo, i giallorossi lasciano il Liguori con nuove certezze, respingendo in classifica gli assalti delle inseguitrici. Il Palermo resta al quinto posto dopo il pareggio di Catanzaro Rosanero che si proiettano. La prossima partita di campionato che sarà venerdì contro il Bari sul mercato. Intanto intrigo su Verde dello Spezia. Marco Gullà. Il punto di Catanzaro non è da buttare, il Palermo ha fatto un passetto in avanti in classifica, un passetto che poteva però essere un grande passo se i rosanero avessero avuto più cattiveria, più concretezza sotto porta. Palermo quinto con 5 punti di ritardo verso le seconde che sono Cremonese e Venezia. La banda di Corini continua a restare a galla anche per sperare nella promozione diretta, ma deve trovare e mettere dentro il suo bagaglio la continuità. Diamo continuità a questo tipo di prestazioni, portiamo a casa questo punto che lascia sicuramente qualche rammarico perché potevamo vincerla e questo rammarico dobbiamo portarcelo nella settimana di lavoro e farlo vedere col Bari in casa dove affronteremo un'altra squadra di livello ma con tanta voglia di vincere visto che in casa abbiamo trovato continuità e vogliamo continuare a darla. E adesso ultimi giorni di mercato sembrava fatta per l'arrivo di Verde dallo Spezia, ma l'attaccante dopo la doppietta di ieri alla Pisa è stato tolto dal mercato dal club spezzino. La volontà del calciatore però è quella di andare al Palermo, un braccio di ferro. Intanto Valente sta per lasciare il rosanero, andrà al Padova in Serie C. E prima di chiudere, anche per noi di Sicilia 24, un cenno a quello che è la gioia di tutto il paese in questo momento, ovvero la vittoria di Sinner che entra nella storia appunto vincendo gli Australian Open, battendo Medvedev in finale. Parliamo di un grande risultato che arriva dopo ben 48 anni per un italiano. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito, buona domenica, prossimo appuntamento alle 19.